Presidente Serracchiani, dalla memoria, dal ricordo, necessariamente adesso ci proiettiamo nel futuro. Sì, oggi nasce questa scuola di formazione nell'emergenza sismica che tiene insieme la Protezione Civile, la Regione Friuli Venezia Giulia, ovviamente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e utilizziamo, diciamo così, anche lo strumento operativo dell'Associazione dei Comuni del Terremoto e della Ricostruzione. Un accordo importante perché ci collega direttamente all'Università di Udine, oggi firmataria con noi, e quindi la frazione di Portis Vecchio, grazie anche alle risorse che ci sono state riconosciute da Palazzo Chigi, in particolare vogliamo ringraziare il sottosegretario Luca Lotti, ci permette di creare questa scuola, importantissima per la prevenzione ma soprattutto importante perché lavora in un regime transfrontaliero e quindi con la possibilità di coinvolgere anche i nostri vicini in modo da lavorare ancora una volta sull'emergenza. Sappiamo che l'emergenza non conosce confini, sarà importante tenerci insieme come comunità e anche per le competenze che abbiamo acquisito. Comandante Giomi, il ruolo dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale 40 anni fa, ma risulta importante, strutturato e organico anche oggi con questa scuola. Sì, sicuramente questa è una scuola che ci consentirà non soltanto al Friuli, non soltanto alla Protezione Civile, ma anche ai Vigili del Fuoco di poter far sinergia, quindi di poter mettere insieme tutte le professionalità per sviluppare un modello che abbiamo chiamato modello Friuli, ma che poi di fatto è un modello nazionale, un modello dell'Italia, ed esportare queste nostre professionalità anche in contesti europei, come ricordava il Rettore, ma anche internazionali, che già abbiamo sperimentato e che già stiamo portando avanti assieme all'Università di Udine. Quindi io ritengo che noi consolideremo attraverso questa scuola un alto centro di formazione per gli studi sismici e soprattutto per capire, per formare professionisti che sanno come fare nel momento in cui c'è una scossa di terremoto e i danni derivanti da un terremoto.